Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica Sfogliando gli album. Siamo al 2000-2001, il primo del nuovo millennio, il primo senza l'1-9 davanti, ma con il 2000 già davanti. Sono 40 anni dalla prima edizione ed infatti non ci sono protagonisti della Serie A, non ci sono scudetti, non ci sono giocatori, c'è la classica rovesciata della Panini e il 40 come sfondo, proprio a testimoniare i 40 anni dalla nascita dell'album. Questo l'album 2000-2001, stagione che vide la Roma vincere lo scudetto, e tutti i miei amici romanisti ovviamente mi avrebbero schifato se non avessi indossato la maglia della Roma, soprattutto l'amico che mi ha prestato questa maglia, che forse un giorno la rivorrà indietro, ma che io ovviamente non gli ridarò. E quindi, detto questo, questa è la copertina della stagione 2000-2001 dell'album, che adesso noi andremo a scoprire nel dettaglio. Abbiamo aperto l'album, questo è il calendario che è su sfondo verde e giallo. Faccio vedere una giornata qualsiasi, ecco, soffermatevi su una giornata qualsiasi. Prendo questa sesta giornata di campionato, tra l'altro campionato un po' particolare che cominciò ad ottobre, il 1° ottobre, per le Olimpiadi che erano terminate, le Olimpiadi di Sydney. Vedete qui nel dettaglio, dov'è il mio dito, ecco, 1° ottobre del 2000, e andò a finire addirittura 17 giugno, vedete qui la data della fine del campionato, del 17 giugno del 2001, quando ancora il calendario era simmetrico e non quell'oscenità asimmetrica che c'è oggi. Andiamo a vedere nel dettaglio. Ci sono 4 pagine anche in questo caso, come ormai di consueto in quegli anni. Vedete la scritta Atalanta su sfondo azzurro e scritta nera, ovviamente, con un pallone da calcio che sfreccia qui verso sinistra. C'è la storia della squadra con tutti i piazzamenti nella sua storia. C'è la foto ovviamente della squadra, la foto dello scudetto e la foto dell'allenatore. In questo caso vedete Giovanni Vavassori, allenatore dell'Atalanta. Questo per la prima pagina. Ci sono le note ovviamente della società, lo stadio, i colori sociali, tutto quello che c'è sempre stato nell'album. Qui si parte con i calciatori, con una breve storia, con la carriera dei calciatori, con il numero delle maglie. Questo era stato introdotto da qualche anno con i numeri fissi. Vedete ad esempio Massimo Carrera con i capelli lunghi, eccolo qui, tutta la sua carriera e il numero 20 che indossava. Atalanta peraltro neopromossa, fece un ottimo campionato e fu addirittura prima in classifica per qualche tempo. Le figurine le possiamo vedere nel dettaglio, sono molto semplici rispetto ad altre, su sfondo bianco, contorno bianco e scritta nera sempre su uno sfondo bianco, con la classica rovesciata della Panini con i colori sociali della squadra. Vedete, nulla di particolarmente trascendentale. Guardate anche lo sfondo, se si può vedere, sì, sicuramente si vede che c'è la rovesciata della Panini praticamente ovunque, anche come sfondo della pagina, quindi sotto alle figurine e sotto alla descrizione. Qui c'è l'ultima pagina con gli altri giocatori che venivano indicati, quelli che giocavano molto poco, e gli attaccanti Ganz, Rossini e Ventola. Eccoli qui. Portiere di riserva Alberto Fontana. Andiamo a vedere, poi faccio vedere rapidamente qualche squadra, ma vi voglio far vedere soprattutto le caratteristiche dell'album, altrimenti poi il video dura troppo. Vi faccio vedere la Roma, campione d'Italia ovviamente, che vincerà lo scudetto. Vedete anche qui la scritta diversa, uguale all'Atalanta, ma cambiano i colori. Il solito pallone da calcio, la scritta rosso scuro su sfondo giallo, praticamente quasi arancione, come era la Roma. Tornano gli scudetti ufficiali, peraltro. Vedete lo scudetto della Roma, vedete Fabio Capello e vedete anche la foto della squadra della Roma che vincerà lo scudetto. Questa è la rosa più o meno dei giocatori della Roma, dei giocatori di movimento e del portiere titolare Antonioli. Ecco qui, vedete
anche Totti, vedete Balbo che era tornato alla Roma dopo l'anno alla Fiorentina, dopo l'anno al Parma, giocherà pochissimo ma riuscirà a vincere quello scudetto che gli era sfuggito invece negli anni precedenti. Qui ci sono gli altri attaccanti, c'è Batistuta che fu il grande colpo di mercato dell'anno, probabilmente non solo della Roma, e vi faccio vedere. Vedete, le figurine non è cambiato nulla, cambia soltanto la scritta, vedete la Roma scritta un po' più in rosso, la scritta Roma, ve la avvicino, ma per il resto il contorno bianco della figurina e il logo della Panini che viene messo in giallo rosso con i colori sociali della squadra. Poi per l'ultima volta in questa stagione arriverà, tanto vi faccio vedere il Verona 2000-2001 con questo attacco con Mutu, poi vabbè Bonazzoli e guardate un giovanissimo Alberto Gilardino, guardate qui, veramente giovanissimo, uno dei primi, aveva esordito l'anno prima nel Piacenza e poi era stato acquistato dal Verona. Vi dicevo, per l'ultima volta, questo intanto è il Vicenza, è l'ultimo Vicenza in Serie A, Vicenza 2000-2001 di Reia, è l'ultimo ad oggi in Serie A, spero che un giorno lo rivedremo. Per l'ultima volta, lo dico per la terza volta, ma finalmente ci riesco, per la seconda ed ultima volta ci sono gli arbitri internazionali, come vi avevo mostrato anche nel precedente album, vedete? Bolognino, Braschi, Cesari, Collina, gli arbitri internazionali con una piccola scheda, vi faccio vedere la scheda dell'arbitro Messina, che poi nato a Cava dei Tirreni ma della sezione di Bergamo. C'è una piccola scheda da quanto è internazionale, 82 presenze in Serie A, 45 in Serie B, internazionale dal 1 gennaio del 1998, qui c'è Rodomonti, di Teramo, Trenta Lange, di Torino, internazionale addirittura dal 1 gennaio del 1993, e poi fu accantonata queste figurine degli arbitri. Non ci sono figurine speciali, passiamo alla Serie B, vi faccio vedere il calendario, qui anche prendiamo una giornata a casaccio, vedete che il campionato invece della Serie B iniziò prima di quello della Serie A, addirittura prima dell'inizio della Serie A si giocarono 4 giornate della Serie B, vi prendo una giornata qualsiasi così potete vedere risultati e squadre che vi partecipavano, potete ovviamente mettere pausa quando volete, e qui è la prima squadra che c'è in ordine alfabetico, è l'Ancona, eccola qui, vedete lo scudetto dell'Ancona, vedete i giocatori e vedete anche che non cambia nulla con le figurine, al di là che erano più piccole e staccate, quindi non c'era la figurina unita con 2 calciatori nella stessa figurina, ma erano figurine diverse. La carriera dei giocatori scritta sotto, vedete, e poi scudetto e foto di squadra come sempre, e gli altri giocatori messi al centro. Eccolo qui, addirittura c'era Settimio Lucci, ex capitano del Piacenza in Serie A, non mi ricordavo che avesse giocato nell'Ancona in Serie B, addirittura tra gli altri giocatori, quindi non era neanche un titolare. Qui c'è il Chievo che arrivò poi in Serie A, il Chievo di Del Neri, insieme al Cagliari che invece affrontò una stagione abbastanza inconsistente come risultati, nonostante provenisse dalla Serie A. Questo è il Cosenza, questo è il primo Cittadella nella storia della Serie B e questo è il Cosenza di Mutti che per quasi tutto il girone d'andata lottò per la Serie A. Queste sono dunque le varie squadre di Serie B, vedete Salernitana e Sampdoria, figurine uguali alla Serie A, vedete anche il contorno bianco con la classica rovesciata della Panini che riprendeva più o meno i colori sociali della squadra, e vi faccio vedere la Serie C rapidamente con il calendario su sfondo blu, ma stesso font, stessa grafica di Serie A e Serie B. Guardate anche
una giornata qualsiasi per leggere i nomi delle squadre. Qui mi è capitata questa sesta giornata con il sentito derby Como-Lecco vinto 4-0 dal Como addirittura, e qui ci sono le squadre della Serie C ovviamente con scudetto e foto della squadra, con qualche notizia della squadra. Prendiamone una, l'Arezzo ad esempio. Qui vede lo scudetto, la squadra, qualche notizia. Fermate ovviamente quando vi pare, mettete in pausa così vi soffermate sulle squadre. Le altre squadre del girone A, il girone B con il calendario, anche qui prendiamo una giornata qualsiasi, eccola, e le squadre del girone B della Serie C che possiamo vedere qui, tutto uguale esattamente come per la Serie C2, che però come sempre ha soltanto gli scudetti e non le foto di squadre. Guardate quante squadre blasonate c'erano in C2, dalla Cremonese al Sassuolo, che sono ora in Serie A, al Padova, al Sud Tirol che oggi è in Serie B e che si affacciava proprio in quegli anni al professionismo. Questo è il girone B, faccio vedere rapidamente, ovviamente anche unite a squadre che invece sono poi decadute, come ad esempio il Castelnuovo, che mi ricordo della provincia lucchese, Castelnuovo Garfagnana, che per qualche anno fece la Serie C, il Russi, vedete? Le squadre che poi sono un po' decadute. Questo è il girone B della C2, anche qui squadre blasonate, il Campobasso, il Catanzaro, e squadre leggermente meno conosciute come il Sant'Anastasia, come il Tricase, c'è anche il Foggia qui, e poi ci sono ovviamente le coppe, le qualificazioni per i mondiali del 2002, vedete, e poi le due coppe europee, Champions League e Coppa UEFA, con la Coppa delle Coppe abolita ormai da 2 anni. Questo è l'album della stagione 2000-2001 con lo scudetto della Roma e con i 40 anni dell'album, e la prossima settimana andremo ad analizzare l'album del 2001-2002. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, io torno domani e torno la prossima settimana con la rubrica sugli album.